Ricostituzione delle province fa scattare il desiderio di fuga dei comuni del Veneto orientale confinanti dal Salone dell'Alto Adriatico. Le risposte da Regione, conferenza dei sindaci, serve l'autonomia. La formalizzazione della candidatura a sindaco di Venezia del senatore Andrea Martella sarebbe solo questione di ore dopo aver dato la parola ai 18 circoli cittadini del PD, vertice allargato alla coalizione di centrosinistra. Primo tavolo a Venezia voluto dall'assessore regionale Bitonci con sindacati e associazioni di categoria per dare il via ad un percorso di sburocratizzazione a sostegno delle imprese. Forti di una sentenza della Corte Costituzionale e delle indicazioni che arriveranno dall'Unione Europea, tutta la città insieme presenta in comune una regolamentazione degli affitti turistici. A Caorle è inaugurata la 55esima edizione del Salone Nazionale dell'Alto Adriatico, che si conferma uno dei momenti principali di dialogo tra imprenditori e istituzioni. Al via le celebrazioni per il 150° anno di fondazione del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, presentato il restauro della Sala d'Oro, ospite d'onore Katia Ricciarelli. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli, ma come ogni lunedì cominciamo subito con il tema del nostro sondaggio di oggi, che è dedicato ad un tema che sta facendo molto discutere in queste ore, quello della mozione che il consigliere regionale della Lega Stefano Valdegamberi vuole presentare perché la Regione chiede al Ministero della Salute di rendere la carne di nutria idonea al consumo umano e quindi commercializzata. Ecco dunque che vi chiediamo, nutria a tavola va commercializzata? Potete rispondere con le consuete modalità, i numeri che vedete in sovrimpressione. L'esito del sondaggio come sempre verrà reso noto nel corso di Ring in onda in diretta a partire dalle 21. Ed ora le tensioni che stanno scuotendo i comuni del Veneto orientale. In Friuli la reintroduzione delle province fa scattare il desiderio di fuga dei comuni del Veneto orientale confinanti, e dal Salone dell'Alto Adriatico di Caorle le risposte della Regione e della conferenza dei sindaci: serve l'autonomia e una riforma delle province. Ci sono già delle interlocuzioni in corso, questo ve lo posso dire, che stanno dando anche un buon esito. Ovviamente sono dialoghi interistituzionali che devono rimanere interistituzionali e saremo in grado di fare un buon lavoro. Non si sbilancia Alberto Stefani, ma fa intendere chiaramente che l'assessore leghista agli enti locali e al riordino territoriale Marco Zecchinato sta già dialogando con i sindaci dei comuni del Veneto orientali più vicini al Friuli, che dato il ritorno alle province deciso dalla giunta Fedriga stanno strizzando l'occhio alla regione autonoma. Il Friuli ha potuto farlo perché è una regione a statuto speciale e quindi ha l'autonomia di poter fare questo tipo di iniziativa. Io tra l'altro ho per primo proposto una proposta di legge per l'elezione diretta delle province, ne sono assolutamente convinto e sono sicuro che questo tipo di riforma porterebbe dei benefici. Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto. In ciascuno di questi comuni della provincia di Venezia a rischio secessione c'è al centro la marginalizzazione di cui si sentono protagonisti. Si parla tra i primi cittadini di una sempre più evidente disparità rispetto ai territori confinanti. I comuni oggi sono molto in difficoltà, lo sono da diversi anni, e quindi oggi più che mai i sindaci devono fare squadra. Non dobbiamo eliminare i campanili, non dobbiamo eliminare i presidi dei sindaci che sono fondamentali e importanti, dobbiamo rafforzare e dare loro degli strumenti. Il Friuli, data la sua autonomia, offre più benefici in termini di risarcimenti per calamità naturali, incentivi per le coppie che desiderano acquistare la loro prima casa e una maggior disponibilità di mezzi e strumenti economici e non, per rendere attrattive le coste, settore trainante dell'economia del Veneto orientale. È lo status di città balneare che deve fotografare la città fisarmonica, piccoli borghi d'inverno e grandi realtà turistiche d'estate, ma dobbiamo pensare anche all'entroterra e ai territori di confine. Questo lo si può fare attraverso la collaborazione, non trasferendo dei territori da una regione all'altra.
Se da un lato c'è il timore per molti sindaci di una fuga al di là del confine, dall'altro c'è la volontà comune di tutti i primi cittadini di ritornare all'elezione diretta del presidente di provincia. Serve instaurare un rapporto diretto, l'elezione significa proprio questo, mentre con un'elezione di secondo livello tutto questo viene meno. Nessuna necessità di fuga, dunque nessun bisogno di cambiare il proprio assetto territoriale, solo una riforma delle province, una visione più ampia di queste. Credo quindi che il lavoro che si debba fare sia anche questo in un'area vasta, quindi non per piccoli centri ma assolutamente in area vasta, quindi attraverso le province e anche attraverso, non dimentichiamo, che si possono creare delle zone omogenee, quindi per esempio la Venezia orientale sarebbe un bellissimo esempio di zona omogenea. Una provincia della Venezia orientale, questo dimostra però cosa? Che il famoso Veneto del Land of Venice, ovvero questo marchio che era stato legato al turismo ma poi sarà sicuramente un marchio per l'agroalimentare e anche per l'artigianato, è sicuramente la chiave di lettura. La formalizzazione della candidatura a sindaco di Venezia del senatore Andrea Martella sarebbe ormai solo questione di ore. Mentre andiamo in onda è in corso una riunione a cui partecipano le forze politiche del centro-sinistra cittadino per il via libera definitivo. Meno di una decina di giorni fa il Partito Democratico veneziano aveva dato la parola agli iscritti dei 18 circoli cittadini che avevano a loro volta dato mandato alla segreteria comunale e metropolitana di rappresentare al tavolo della coalizione la proposta di candidatura. E primo tavolo a Venezia voluto dall'assessore regionale Bitonci con sindacati e associazioni di categoria per dare il via libera ad un percorso di sburocratizzazione a sostegno delle imprese. La burocrazia costa alle imprese venete 10 miliardi l'anno. Semplificare è quanto mai fondamentale, soprattutto per garantire uguaglianza e facilità d'accesso a tutti. È questo l'obiettivo del primo tavolo per la sburocratizzazione istituito dalla Regione lo scorso 30 dicembre come strumento stabile di confronto e coordinamento per semplificare i procedimenti amministrativi a impatto economico. Molto potrà essere fatto cercando di eliminare tutti quanti quei portali di accesso che ci sono, quindi magari un portale unico per la regione e per la pubblica amministrazione, così anche per i comuni, e coinvolgeremo anche i comuni e le province in questo progetto. Moltissimo la digitalizzazione, cioè il fatto che non si debba più inserire gli stessi dati che ci chiedono le pubbliche amministrazioni ogni volta attraverso magari l'identità digitale, quindi lo SPID, la carta d'identità elettronica. E penso che questa sia una strada da percorrere. Al tavolo hanno preso parte sindacati e associazioni di categoria. Sono state analizzate le principali criticità operative segnalate dal sistema produttivo. Da uno studio fatto dal centro studi di Confartigianato emerge che il 74% è il peso della burocrazia, un peso importante, un peso che va a gravare, che per ogni impresa serve un dipendente che segua tutto quelli che sono gli incartamenti per poter lavorare. Stiamo parlando solamente per poter lavorare. Questa grave situazione per fortuna è stata affrontata dall'assessore attuale Bitonci. Speriamo che abbia una soluzione. Sappiamo le difficoltà, sappiamo che le leggi sono anche troppe, sappiamo molte situazioni che dovranno essere nel migliore dei modi risolti, soprattutto per quello che riguarda la Regione Veneto. Per noi è strategico quindi coinvolgere le parti sociali. Noi crediamo fortemente in questa realizzazione di un patto sociale per lo sviluppo, la crescita, le tutele dei lavoratori e dei cittadini che vivono in Veneto. Le tempistiche non saranno brevi, al primo incontro ne seguiranno altri. Ci daremo degli step, dei tempi man mano. Però io penso che questo tavolo debba essere strutturale, cioè non deve essere una cosa, va bene, oggi ci troviamo, poi ci ritroveremo tra 6 mesi, no. Io penso che questo tavolo vada convocato e ogni volta si verificano i passaggi e quelli che sono stati i miglioramenti su alcuni processi, quindi dopo nascerà proprio anche un reporting importante che sarà ovviamente distribuito e oggetto anche di valutazione da parte delle categorie economiche, da parte anche dei media e della stampa. Regolamentazione degli affitti turistici a Venezia, la prima proposta in città presentata da tutta la città insieme.
per la prima volta un regolamento per le affittanze turistiche arriva in Consiglio, ed è una bella notizia perché si riuscirà a parlare di come bloccare o come ridurre, come fermare questa emorragia di appartamenti che finiscono sul piano della turistica. Forte di una sentenza della Corte Costituzionale e delle nuove disposizioni che arriveranno dall'Unione Europea, una proposta di regolamentazione degli affitti turistici sarà presto discussa per la prima volta in Comune di Venezia. Presentata da tutta la città insieme, fa parte del piano per la residenzialità redatto dalla Rete Solidale per la Casa e si basa su 2 principi. Un proprietario, una casa, e poi una visione da parte del comune, una regolamentazione da parte del comune dell'assetto del territorio quartiere per quartiere, con un principio urbanistico di sostenibilità. Nel mirino non ci sono gli appartamenti affittati dalle famiglie come integrazione al reddito, ma l'accumulo di decine di case fino a trasformare interi palazzi in condomini ad uso turistico da parte di società, fondi, fondazioni e persino enti statali. Affiancato al regolamento abbiamo delle misure che appunto costituiscono il piano casa per incentivare i proprietari ad affittare a residenti, a lavoratori e a studenti. Queste misure ovviamente sono leve fiscali, sono garanzia per i proprietari e all'interno poi del piano casa abbiamo anche un paragrafo specifico per le persone senza fissa dimora. Il piano per la residenzialità arriva da una serie di incontri organizzati dalla Rete Solidale per la Casa e dall'esperienza dei suoi sportelli d'ascolto, dove i numeri del disagio abitativo assumono i volti e le voci di chi vive un dramma. Viene una signora che è stata sfrattata, che magari da 3 anni che dorme sul divano della figlia, oppure è un signore che dormiva in un garage, addirittura 2 senza tetto che sono venuti per fare il bando, a cui ho dovuto dire che non era possibile perché appunto mancava il requisito del reddito. Attraverso la mediazione del Comune, un capitolo speciale riservato alla tutela dei proprietari che intendono rientrare nella disponibilità dell'appartamento senza dover passare per un tribunale. Un accordo tale che il contratto venga stipulato davanti ad un mediatore che stabilisce, d'accordo tra le parti, qual è la scadenza del contratto, e questa scadenza ha valore di titolo esecutivo. In caso di difficoltà economiche sarà poi il Comune ad aiutare l'inserimento dell'affittuario nelle abitazioni di edilizia pubblica. Torna la paura a Venezia, i ladri sono tornati a colpire a Rialto, svaligiato il negozio Benetton nella notte tra sabato e domenica. Ha riaperto come se nulla fosse accaduto il negozio Benetton tra San Bortolo e San Salvador a Venezia, dopo che i ladri hanno fatto razzia nella notte tra sabato e domenica. Nessun segno di effrazione evidente sulla porta principale del negozio e nemmeno sulle vetrine. A fare l'amara scoperta sono state infatti le commesse una volta all'interno, vedendo alcuni capi a terra. Stando alle prime ricostruzioni, sembrerebbe che i ladri si siano introdotti nel negozio passando dalla porta secondaria in una calletta laterale buia e senza telecamere di videosorveglianza. Sul posto il personale della polizia scientifica che ha effettuato i rilievi per cercare di chiarire la dinamica e trovare ulteriori indizi da quantificare il bottino e i danni. Ne abbiamo parlato in apertura, vediamo ora l'inaugurazione a Caorle della 55esima edizione del Salone Nazionale dell'Alto Adriatico. Taglio del nastro per la 55esima edizione del Salone dell'Alto Adriatico, che al Palexpo Mar di Caorle anche quest'anno si conferma essere, per presenze e attese, uno dei principali punti di riferimento per gli imprenditori della ristorazione e dell'accoglienza del Nord-Est. 145 stand su 7.000 metri quadrati, 350 marchi aziendali rappresentati, 16 eventi collaterali programmati. La forza del Salone risiede proprio nell'equilibrio tra la qualità degli espositori e di eventi, quale riferimento non solo per l'Horeca ma per l'intero comparto turistico, coprire le storie di grandi aziende e piccole produzioni di eccellenza.
Anche quest'anno la richiesta di spazi per gli stand supera la disponibilità offerta dal Pala Expo. Al salone per l'inaugurazione sindaci, assessori e rappresentanze della Regione. La fiera non è solo un interscambio tra fornitori e operatori del settore, ma è anche un momento di confronto tra gli operatori stessi e gli enti locali che poi li rappresentano sui tavoli, diciamo, più ampi, che sono quelli di Regione, Città Metropolitana e poi naturalmente il Governo nazionale. Al via le celebrazioni per il 150° anniversario del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Passerella d'onore a Venezia per la grandissima Katia Ricciarelli, cantante veneta originaria di Rovigo, soprano e attrice, arrivata in Laguna per l'inizio delle celebrazioni per il 150° anniversario della nascita del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, scuola dove anche lei si è formata. L'inaugurazione del nuovo anno accademico 2026-2027 ha visto prima la presentazione del restauro della Sala d'Oro, restauro compiuto sotto la guida dell'architetta Federica Restiani con il sostegno di Save Venice, poi la cerimonia pubblica con le autorità, infine il concerto dell'orchestra del Conservatorio diretta dalla maestra Luisa Russo. Così Katia Ricciarelli, accolta dal presidente del Conservatorio, avvocato Fabio Moretti, ai nostri microfoni. Io ho ricordi straordinari, questo è un posto per me sacro, insomma, volevo studiare canto, ho trovato l'insegnante giusto allora, l'ho seguito fino dall'inizio, sono venuta qui, ho lasciato la mia città, insomma i soldi non ce n'erano, ho fatto la fame, però ho studiato qui e sono molto orgogliosa. Il fatto che mi abbiano chiamata qui per me è stato il più grande regalo che potessero farmi e quindi sono commossa di questo. Evviva, evviva, evviva. Però io sono stata brava e ho preso anche un 10 e lode qua. Brava Ricciarelli. Poi, rivolta al pubblico, ha aggiunto: ricordatevi che il talento non è sufficiente. Il talento vi deve spingere a studiare, quindi affidatevi ai vostri insegnanti, e poi però ricordatevi che se non avete il cuore, il talento solo e la tecnica non bastano. Il cuore vi porta ad arrivare al pubblico. Vedete, io mi emoziono ancora vedendo il pubblico. Voi dovete cantare e trasmettere quello che avete dentro. Se non ce l'avete, allora fatevi aiutare dalle persone che sono vicine a voi, dai genitori, dagli insegnanti, che debbono essere sicuramente molto severi, ma anche molto buoni nello stesso tempo. Quindi largo ai giovani e cantate e fateci venire la pelle d'oca. Al pubblico bisogna far provare la pelle d'oca, perché allora così sarete sicuri di che siete arrivati al cuore del pubblico. È tutto, grazie per l'attenzione. Subito dopo la sigla, come sempre, il nostro meteo con le previsioni del tempo sul nord-est. Arrivederci.